Potrebbe essere necessaria quanto prima la vaccinazione di cani e gatti per frenare la diffusione del Covid-19. È un'affermazione alla quale è giunta una rivista americana specializzata, la Virulence, che ha condotto uno studio approfondito in Minnesota. Alcuni professori di virologia delle università americane, esperti di malattie infettive e genomica del Minnesota, hanno studiato ed analizzato il virus ed hanno sostenuto che quanto prima sarà necessario procedere alla vaccinazione degli animali domestici. Gli autori sottolineano che una minaccia alla forza del virus proviene da ceppi emergenti, sia esistenti, come le varianti del Regno Unito, del Sudafrica e del Brasile, sia quelli che devono ancora venire. E avvertono che la continua evoluzione del virus negli animali rappresenta un rischio significativo per la salute pubblica, suggerendo di giungere alla determinazione di vaccinare alcuni animali domestici per frenare ulteriormente l'evoluzione del virus. Dagli scienziati arriva anche un appello a mantenere alta l'attenzione e soprattutto a non sottovalutare il problema che ad oggi è ritenuto secondario, ma che potrebbe diventare di primaria importanza se i dati scientifici dimostrassero la pericolosità dell'evoluzione del virus.